Inaugurato a Favara il museo multimediale Le Vie dello Zolfo, museo che è un tutt'uno con il Castello Chiaramonte, cuore della città, radice della sua storia, così come le miniere di zolfo che per secoli hanno identificato la città di Favara. Presenti all'importante evento il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo con le più alte cariche provinciali, il presidente del circuito regionale dei Castelli Mario Cicero, già sindaco di Castelbuono, il presidente del Galleo Lindo Terrana. Il museo multimediale dello Zolfo, infatti, è stato finanziato dal GAL Sicilia, che ha premiato il progetto voluto dall'amministrazione comunale e redatto da un gruppo progettuale guidato dal dirigente comunale ai beni culturali Giacomo Sorce. La proposta progettuale dell'amministrazione Palumbo è partita con l'ex sindaco Antonio Liotta e poi continuata dall'attuale assessore alla cultura Carmen Lopresti, nel segno della continuità amministrativa e che ha avuto nelle varie fasi il supporto del Consiglio Comunale. A ricostruire il mondo minerario è stato Calò Cassaro, artista dell'immagine, un filmato che propone al visitatore la Favara al tempo delle Pirrere, con la classe sociale ricca e borghese che abitava nei palazzi della piazza e con i minatori che vivevano tra le viscere della terra. In primo piano i Carusi, anime innocenti di questa realtà. La serata ha vissuto momenti artistici e musicali con il cantore popolare Peppe Calabrese e il gruppo The Angels, che hanno presentato brani legati alla Sicilia e al pianeta delle zolfare. Molto suggestiva anche la performance teatrale itinerante nel castello sulle rievocazioni nel mondo della miniera, per la regia di Giussi Moscato e con la partecipazione di attori locali provenienti dai diversi gruppi teatrali della città. E per finire la degustazione con tanto di torta celebrativa dedicata alle vie dello Zolfo, curata dall'Istituto Ambrosini. Era doveroso da parte nostra, all'interno di questo progetto di ristrutturazione del nostro castello e nell'opportunità che ha offerto il Gallo di questo finanziamento, ricordare quella che è stata per tantissimi anni l'economia locale, non solo di Favara ma di tutta la Sicilia, una parte di storia che ha creato lo sviluppo e che ci ha formato anche culturalmente, e anche per ricordare ai giovani e alle giovani aleve i sacrifici che hanno fatto i propri genitori, i propri nonni da dove veniamo. È stato un video che abbiamo già fatto vedere in anteprima ad alcune persone che sono ritornate adesso con il gemellaggio di San Louis e l'hanno sentito profondamente sulla propria pelle, perché ripercorreva anche la storia delle proprie famiglie. Cosa vedranno adesso non solo quelli presenti oggi, ma chi verrà a visitare il castello? È un museo multimediale, abbiamo detto, che ripercorre a tappe quella che è la storia, con le sfaccettature, con le tragedie, ma anche con la grandezza di quel periodo, e abbiamo l'ambizione di voler spiegare, di voler far capire in pochi minuti che cosa ha rappresentato realmente lo zolfo per l'economia siciliana. Un motivo in più per venire a Favara? Un motivo in più per venire a Favara e visitare il nostro splendido castello, che offre tantissime cose, oltre a essere stupendo come infrastruttura, oggi offre anche questo museo multimediale. Sì, è un momento importante secondo me, non solo per la cittadina di Favara, ma un po' per tutto il comprensorio, proprio perché è una tradizione che ha connotato proprio questo territorio, perché nel passato proprio tutti i traffici economici passavano attraverso le miniere di zolfo. Oggi ecco, è un motivo invece per far conoscere alle giovani generazioni ciò che ha costituito anche un momento di travaglio per questo territorio. Non possiamo non dimenticare proprio i Carusi, che erano proprio impegnati nelle attività di estrazione dello zolfo, e tutto questo a detrimento di quel diritto all'infanzia, il diritto all'istruzione, proprio perché questi ragazzi molto spesso sfruttati proprio nel sottosuolo. E quindi anche questo ci lascia riflettere, e soprattutto mandiamo questo messaggio alle giovani generazioni, perché il diritto al lavoro è un diritto assolutamente inviolabile, e oggi dico col sacrificio che fecero i minatori di un tempo e gli zolfatari e i cittadini favaresi impegnati
nelle miniere, oggi diamo loro la possibilità, ecco, di capire cosa significava, ecco, il lavoro con enormi sacrifici, ma soprattutto quello che era proprio il diritto alla dignità umana, il diritto a non essere sfruttati dal datore di lavoro, il diritto, dico, che oggi tutti i lavoratori ai quali viene garantito, ricordiamo i contratti collettivi di lavoro che proprio garantiscono la dignità umana e garantiscono, ecco, che il lavoro venga svolto nella maniera più corretta e più sicura possibile. Ecco, potrebbe essere questo il compendio un po' che noi traiamo, ecco, da questo momento, che non è solamente, ripeto, la restituzione al territorio di un museo delle tradizioni antiche, ma soprattutto, ecco, vogliamo in questo momento preciso, ecco, per mandare e mandare questo messaggio specifico soprattutto ai giovani, che non tutto è dovuto, quello che oggi loro hanno e che godono come diritto fondamentale deriva, ecco, da sacrifici che chi ci ha preceduto hanno dovuto patire. Ma in realtà il progetto di Favara, che si contraddistingue per questa bella location del Castello Chiaramontano, fa parte di un sistema di 10 siti multimediali legati all'identità del territorio Sicilia centro-meridionale. Per fare un esempio, fra questi siti, oltre alle vie dello Zolfo del comune di Favara, c'è anche nel Castello Chiaramontano di Racalmuto il museo multimediale dedicato al pittore Pietro D'Asaro, e in altri vari comuni altre identità territoriali che attraverso questa scelta delle tecnologie multimediali ci consentono di poter fare un lungo salto all'indietro nella storia di questo territorio, che sia dal punto di vista produttivo sia dal punto di vista culturale sicuramente ha precedenti notevoli, ed è su questi punti forza del territorio che noi come Galle abbiamo sempre rivolto l'attenzione per poter riprendere i fili di quel ragionamento storico che costituiscono poi la memoria del genius loci, cioè quella memoria in cui valori, tradizioni, reperti, eventi storici, eventi sociali, culturali ed economici si mescolano per restituire le emozioni forti che ancora ci restituisce questa parte della Sicilia.